Ostrega in tour, oggi per i viaggiatori è stata una giornata ricca di impegni nella prima mattinata. Infatti una delegazione è stata ospite della Capital Normal University di Pechino, dove gli Oysternauti hanno illustrato l'impresa di cui sono stati protagonisti a un gruppo di studenti pechinesi. Sempre in mattinata a ricevere i trevigiani è stato l'ambasciatore italiano in Cina Riccardo Sessa, al quale l'associazione ha donato la scultura realizzata in vetro di Murano e ceramica cinese dall'artista padovano Peter Demel. Nel pomeriggio infine i partecipanti all'Ostrega in Tour si sono dati appuntamento presso il centro commerciale Piazza Italia, dove l'artista coneglianese Roberto Bertazzone ha dato vita a un'installazione realizzata con i dipinti compiuti in 32 viaggi e dove nel tardo pomeriggio si è svolto l'evento finale dell'Ostrega in Tour con incontri bilaterali con le aziende locali e una conferenza alla quale hanno preso parte autorità locali, diplomatiche ed economiche. I ragazzi di Ostrega si fermeranno a Pechino per altri 2 giorni, quindi per far ritorno in Italia il prossimo nella notte del 31